Vada, professore. Cari amici della Levi, ben ritrovati e benvenuti a questo quarto appuntamento Parola e Musica. E dopo quel viaggio bellissimo attraverso musica e acqua, incontro su Shostakovich, quello recente sugli ultimi anni di Franz Schubert, e questa sera abbiamo protagonista Paola Cossu, che ringrazio per essere qui presenti con noi, che ci parlerà dei rapporti che hanno unito Gianfrancesco Malipiero con Guido Piamonte. Quindi l'asse si sposta nella vita musicale italiana, veneziana fra gli anni 30 e 40 e sarà anche un modo per parlare di aspetti di questa vita musicale sicuramente sconosciuti ai più. Paola Cossu è una dottoranda dell'Università di Cagliari, ma è anche un'amica della Fondazione Levi, in quanto assieme a Lina Givova cura tutti i rapporti, le iniziative del recente gruppo alunni che appunto si è formato. La ringrazio per essere qui presente con noi, così come ringrazio il duo Prismi che ha aperto nel miglior dei modi questa nostra conversazione con il canto all'infinito di Malipiero stesso e che intercalerà la nostra puntata con altre esecuzioni musicali. Buona serata a tutti. Bene, buonasera a tutti. Innanzitutto ringrazio la Fondazione Ugo e Olga Levi, il professor Calabretto, ma anche il Centro Fondazione Malipiero e il Conservatorio Benedetto Marcello per avermi dato oggi l'opportunità di tenere questo intervento, seppur in modalità online a causa dell'emergenza sanitaria. Appunto la mia relazione verterà sulla presenza di Gianfrancesco Malipiero nel fondo Guido Piamonte da me trattato durante il dottorato all'Università di Cagliari e poi tratterò appunto il rapporto tra i due personaggi veneziani. Mi soffermerò poi in particolare sulla vita musicale, culturale e sociopolitica di Venezia tra gli anni 30 e 50 del Novecento, essendo stati questi gli anni di frequentazione tra i due personaggi. Ora, se la figura di Malipiero non ha certo bisogno di presentazioni, vorrei invece spendere 2 parole su Guido Piamonte, certamente meno noto. Chiedo a Fabio gentilmente un cambio slide, grazie. Ecco, Guido Piamonte sì, quella precedente, grazie, scusa Fabio. Guido Piamonte nasce a Venezia nel 1911 e muore a Milano nel 95. È stato un personaggio dai molteplici interessi. È cresciuto a Venezia, frequenta il liceo Marco Foscarini, dove ha modo di conoscere coloro che saranno i protagonisti della cultura veneziana del secondo Novecento, come ad esempio i fratelli Pasinetti, con i quali si iscriverà ai gruppi universitari fascisti, parteciperà a editoriali e sarà fra i fondatori del periodico Il 21, una rivista edita a Venezia nel febbraio del 32, proprio da un gruppo di studenti liceali e terminata nel 1940. Si iscrive poi in fisica all'Università di Padova, ma gli studi scientifici non sembrano soddisfarlo, così nel 1932 frequenta i corsi di composizione tenuti proprio da Gianfrancesco Malipiero presso il Conservatorio Veneziano, avvicinandosi così al mondo musicale che poi sarà una parte importante, insomma, del suo futuro. Dopo la laurea in fisica, quindi sempre più attratto dagli studi umanistici, si iscrive in filosofia, sempre all'Università di Padova, e nel 48 si laurea con una tesi sul formalismo di Hanslick e con relatore Luigi Stefanini, uno spiritualista cristiano interessato allo storicismo, al neodealismo e all'esistenzialismo. E questi indirizzi, diciamo, indirizzi filosofici ritorneranno spesso anche negli scritti di Piamonte. Un elemento importante della biografia in funzione, dell'attività che lo contraddistinguerà nel corso degli anni, cioè proprio quella di critico, è il lavoro da lui svolto dal 37 al 40 come capo dell'ufficio stampa del Teatro La Fenice e segretario del Festival di musica contemporanea, appunto della Biennale di Venezia. Nel 44 poi viene incarcerato con una condanna di 3 anni per antifascismo a causa di alcuni articoli pubblicati nel Gazzettino nel luglio del 43. All'inizio degli anni 50 lascia Venezia per trasferirsi a Bolzano, dove insegna storia della musica al conservatorio, per poi spostare circa 10 anni più tardi i suoi interessi giornalistici a Milano, insegnando anche in conservatorio letteratura poetica e drammatica, però al Conservatorio di Parma.
Ecco, il fondo Guido Piamonte, e qui chiedo a Fabio un altro cambio, il fondo Guido Piamonte è conservato proprio presso la Fondazione Ugo e Olga Levi di Venezia ed è costituito da 3 serie, una bibliografica, una contenente miscellanea e un'altra che conserva articoli di periodici e giornali. Ecco, ho avuto modo di constatare che in quest'ultima serie, quella di cui io mi sono occupata in realtà, appunto sono conservate quasi 7.000 unità documentarie. Questa serie raccoglie gli articoli firmati da Piamonte su quotidiani e periodici vari dagli anni 30 agli anni 80 del Novecento, quindi attraversando tutto il secolo. Ecco, tra i quasi 7.000 articoli a firma Piamonte, ve ne sono diversi che trattano proprio la figura di Gianfrancesco Malipiero e la sua musica. Sono circa un centinaio quelli in cui il compositore veneziano è citato oppure vengono citati i suoi lavori. Vi sono però circa una quindicina di articoli nei quali il critico tratta, oltre che la produzione del compositore, anche la figura di Malipiero inserita nel clima culturale veneziano a cavallo del secondo dopoguerra. Chiedo un altro cambio. Il rapporto tra Malipiero e Piemonte comincia quindi nei primi anni '30, quando il critico inizia a frequentare il corso libero di composizione che Malipiero teneva al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia. Negli anni '30 del Novecento, attorno a Malipiero, si era creato un gruppo di giovani che, oltre ai suoi allievi più noti, come Ettore Gracis, Nino Sanzogno, Gino Gorini, Alessandro Piovesan e Sante Zanon, comprendeva diversi giovani che Malipiero guidava e istruiva. Molti di loro, tra l'altro, andavano spesso a trovare il maestro nella sua casa di Asolo. Ecco, di quanto Malipiero tenesse a questo folto gruppo di giovani, abbiamo una testimonianza diretta dalle lettere che il compositore inviava ai suoi amici più stretti, come ad esempio Guido Gatti. Quindi nel carteggio Malipiero Gatti, che è stato pubblicato nel 2012 a cura di Cecilia Palandri, si ritrovano diverse lettere in cui il compositore racconta all'amico dei suoi corsi al Benedetto Marcello e nomina anche Piamonte, proprio tra gli allievi più assidui, e informa Gatti di quanto Piamonte prometta bene come critico. Ora, nel fondo Malipiero, conservato alla Fondazione Giorgio Cini di Venezia, vi sono invece le lettere di Piamonte a Malipiero. Chiedo un altro cambio. Queste non sono molto numerose come si può vedere in realtà dal grafico e nella maggior parte sono datate dopo gli anni '70. Sicuramente in quanto, negli anni di frequentazione veneziana, i 2 si incontravano spesso di persona, mentre dopo il 50, 51, quando Piamonte lascia Venezia, è chiaro che, il rapporto tra i 2 prosegue principalmente per via epistolare, ecco. Dalle lettere della prima metà del Novecento però emerge comunque, il vivo clima culturale di cui parlavo prima. Ad esempio Piamonte nomina più volte al maestro l'amico pianista Giorgio Levi, ma anche, personaggi non strettamente legati al mondo musicale, ma impegnati in generale nell'ambiente culturale veneziano, come ad esempio Francesco Pasinetti, che ho nominato prima, che Piamonte conobbe ai tempi del liceo. Tra l'altro nel fondo Piamonte è conservata un'interessante recensione uscita nell'Italia letteraria, dell'Orfeide Malipieriana, messa in scena proprio dai gruppi universitari fascisti con la regia di Pasinetti e diretta da Nino Sanzogno. Ecco, il rapporto tra Malipiero e Piamonte era di grande stima reciproca. Dalle lettere si evince una loro assidua frequentazione ad Asolo e quando per brevi periodi il critico si dedicava anche ad altro, oltre la musica, appunto Malipiero lo spronava ad abbandonare i suoi interessi, cioè a non abbandonare i suoi interessi musicali. Nelle ultime lettere spesso riaffiorano anche i ricordi, come ad esempio quelli riguardanti la vicenda dell'incarcerazione legata alla condanna per antifascismo ai danni di Piamonte, che adesso possiamo vedere nella prossima slide. In una lettera del 68, del 1968, ad esempio Piamonte scrive questo, rivolgendosi proprio a Malipiero: "Le trasmetto anche i saluti e gli auguri di mia sorella, che ricorda gli incontri avuti con lei nella calamitosa primavera del '44 per sollecitare il suo provvido interessamento verso le mie vicende carcerarie".
Ecco, la sorella di Piamonte era Giannina Piamonte, il suo fondo è conservato alla Fondazione Querini Stampalia di Venezia ed è stata anche lei un'importante protagonista della Venezia novecentesca. Ma ancora più significativo è il passaggio di un'altra lettera, sempre del 1968, in cui Piamonte ricorda quando egli era, e qui sto proprio citando, ospite clandestino dell'indimenticabile signora Anna. Ecco, la signora Anna è la moglie di Malipiero, Hannah Wright, che ha vissuto ad Asolo insieme al compositore fin dal 1923. Quindi la notizia, oltre che avere un'importanza biografica, ha anche indubbiamente un'importanza storica. Piemonte era stato condannato per aver scritto appunto un articolo considerato antifascista sul Gazzettino alla fine del luglio del 43, subito dopo la caduta del fascismo. È stato condannato a 3 anni di reclusione e poi scarcerato dopo pochi mesi, in seguito al 25 aprile, insomma, alla liberazione. L'articolo in questione auspicava il ritorno di Toscanini in Italia, visto il recente cambio della situazione politica. Il critico però aveva sperato troppo presto in una risoluzione positiva e anche lui, insieme ai vertici del quotidiano locale, insomma, appunto avevano sperato troppo presto in questa risoluzione, anche perché poi Venezia finì sotto il controllo della Repubblica di Salò e dei tedeschi. Piamonte, dopo la condanna, fuggì da Venezia e quindi si nascose proprio nei Colli Asolani, proprio nella casa di Malipiero. Nel 1945, dopo la liberazione, in un articolo pubblicato su Il Mondo, scriveva proprio in relazione ad alcuni episodi avvenuti nella città lagunare e scriveva questo: ma di questi avvenimenti non sono in grado di parlare, trovandomi a quei tempi colà donde non è concesso di uscire nemmeno per una novità di Malipiero. Ecco, chiedo a Fabio un altro cambio slide. Ecco, uno degli argomenti principali che Piamonte scrive appunto al suo maestro nelle lettere è proprio la ricezione della produzione malipieriana. Quindi fin dalle prime lettere Malipiero commenta con il giornalista articoli usciti sul suo conto, sia a firma Piamonte che non, tra l'altro, spesso lamentandosi di non essere sufficientemente apprezzato. Più di una volta si intuisce che Piamonte si sente un po' accusato di essersi schierato non a sufficienza a favore del compositore veneziano. Scrive che appunto lui spesso appare agli occhi di un osservatore esterno un po' come un suo incensatore piuttosto. Ecco, nella modalità in cui Malipiero si rivolge a Piamonte sembra quasi che il maestro pretenda dall'allievo una sorta di fedeltà assoluta. E Piamonte in realtà questa fedeltà la dimostra, perché nel fondo sono conservati diversi articoli nei quali il critico identifica Malipiero come una delle figure principali del panorama della musica contemporanea. Ad esempio, in un articolo del 1934, che tra l'altro fu un anno complicato per Malipiero, si ricordi tra tutti il difficile esordio della favola del figlio cambiato. Ecco, in quell'articolo Piamonte scrive: ma nessuno potrà negare che oggi in Italia l'arte forte e individuale del musicista veneziano cominci ad essere valutata nella sua giusta luce e collocata al posto che le spetta nel quadro spesso caotico della musica contemporanea. Lo difende ancora nel 1946 dagli attacchi ricevuti in seguito al tentativo di epurazione da parte del Comitato di Liberazione Nazionale Veneziano e scrive Piamonte che subito dopo la liberazione non mancarono a Malipiero violenti attacchi da parte di avversari che non esitarono a trasferire la loro inimicizia sul terreno politico, propizio allora a tutti gli equivoci e allo sfrenarsi di ogni personalismo. Ancora, nel giugno del 1943, Piamonte firma un altro articolo dedicato interamente a Malipiero, dove definisce il carattere del compositore, facendo inoltre un'acuta analisi non solo della produzione musicale, ma anche della psicologia del suo maestro. Il critico scrive che la personalità di Malipiero è quella appunto che nasce e si perpetua dal conflitto di opposti elementi. Vi si aggiunga l'orrore, talvolta morboso, per la convenzione e per il già detto, ed ecco Malipiero, agitato da una perenne insoddisfazione, assillato dall'amore per la ricerca, polemico e volitivo, pronto nella musica e nella vita, alla ridente arguzia goldoriana come all'effimero ma tagliente broncio, al sereno e costruttivo ottimismo come agli affondamenti senza scampo né speranza di un tenebroso scetticismo.
Ecco, su queste parole, su questa descrizione malipieriana, su questa descrizione così, io, diciamo, fermerei un secondo questa, mia relazione, per ascoltare il canto crepuscolare, sempre eseguito dal duo Prismi, come abbiamo sentito prima. Buon ascolto.
Ecco. Sì, intanto approfitto per chiedere un altro cambio slide. Ecco, quindi, dicevamo, appunto a seguito anche degli attacchi ricevuti, da Malipiero nel 1946, di cui abbiamo letto prima, il clima durante appunto il secondo dopoguerra nell'ambiente culturale veneziano non era dunque facile. Gli attacchi politici, talvolta mascherati da critiche musicali, sommati poi, abbiamo visto, anche al difficile e noto, carattere malipieriano, contribuirono a creare un rapporto, anche teso, diciamo, tra le parti chiamate in causa. Piemonte infatti, tra il dicembre del 45 e l'aprile, insomma, del 48, si fa portavoce, tra le pagine di periodici e quotidiani, della vita delle istituzioni musicali veneziane, quindi nel pieno dopoguerra, e si fa portavoce proprio di queste diatribe. In particolare racconta dell'avvicendarsi dei sopraintendenti del Teatro La Fenice. Piemonte scrive sulle pagine del Il Mondo, nel dicembre del 45, che l'allora sovrintendente in carica, il maestro Mario Corti, era stato rimosso dalla carica per ben 2 volte. La prima volta dal ministro della cultura popolare, Fernando Mezzasoma. Ecco, Venezia infatti era da poco divenuta sede del Ministero della Cultura Popolare, della Repubblica di Salò. E poi, dal Comitato di Liberazione Nazionale. Il critico prosegue il racconto dell'avvicendarsi dei sopraintendenti qualche mese più tardi, nell'autunno del 46, sulle pagine della Gazzetta Veneta, e spiega ai lettori che, relativamente alla sostituzione di Corti, i possibili nomi di coloro che avrebbero potuto prendere appunto il posto di Corti sarebbero potuti essere Nino Catozzo, Bindo Missirioli e Vittorio Gui, ma che poi nelle ultime settimane la cerchia dei candidati si era ridotta a 2, e che quindi i più probabili successori di Corti sarebbero potuti essere Erardo Trentinaglia oppure Fernando Ballo. Ecco, se fin qui il critico in questi 2 articoli si è limitato a raccontare fatti che per noi oggi sono in realtà dati nella storia delle istituzioni musicali veneziane, in seguito, proprio nello stesso articolo, Piemonte, spiega da quali fazioni erano appoggiati i 2 candidati, e quindi il critico va oltre il dato storico per meglio comprendere le vere e proprie, politiche culturali della città lagunare. Piemonte scrive che Trentinaglia era appoggiato principalmente dagli ambienti romani, mentre Ballo da quelli veneziani, in particolare dalla giunta comunale. La battaglia sarà poi vinta da Trentinaglia per volere del sottosegretario della Presidenza del Consiglio, Paolo Cappa. Diciamo, la vicenda è complessa, tant'è che Piemonte in un articolo scrive: "Credo che un grosso volume non basterebbe a descrivere le vicende agitatesi in questi ultimi mesi intorno alla sovrintendenza". In realtà poi si vedrà che la questione è solo all'inizio. Infatti, neanche 2 mesi dopo, nel novembre dello stesso anno, questa volta in un altro quotidiano, sull'Arena, Piemonte scrive un altro articolo per comunicare le dimissioni di Trentinaglia, pare per ragioni di salute. Naturalmente si formano nuovamente le diverse fazioni dei vari sostenitori di uno o dell'altro successore. Il critico racconta che coloro i quali poche settimane prima avevano sostenuto Trentinaglia ora sostengono invece Catozzo, che per parecchi anni è stato segretario generale proprio della Scala a Milano. Mentre quelli che prima avevano sostenuto Fernando Ballo adesso suggeriscono il nome di Mario Labroca, all'epoca sovrintendente al Maggio Musicale Fiorentino. Ecco, subito dopo le dimissioni di Trentinaglia, il sindaco di Venezia, Gian Quinto, di aria antifascista e militante nelle fila del PC, nomina come sovrintendente Ferrante Mecenati, che aveva lavorato alla Fenice negli anni 10 del Novecento come maestro sostituto. Ecco, a questo punto il comitato dell'ente autonomo della Fenice, però, pur di avere la Brocca tra i dirigenti, decide di introdurre per la prima volta la figura di direttore artistico e di affidare l'incarico proprio alla Brocca. La situazione rimane invariata fino all'autunno successivo, quindi fino all'ottobre del 47, quando Piemonte racconta infatti che la Brocca viene chiamato come direttore generale alla Scala e quindi si trasferisce a Milano. Andato via la Brocca, cambia però anche il sovrintendente e il comitato nomina allora, finalmente direi, Nino Catozzo, che era in lista fin dal 46.
Ecco, per proseguire sulla linea della spartizione del potere musicale in Laguna, nel fondo vi sono altri 2 articoli del 1947, pubblicati entrambi nella Gazzetta Veneta, in cui Piemonte ripropone la vicenda della spartizione delle cariche istituzionali, individuando nelle varie fazioni, oltre che ragioni politiche, anche quelle estetiche. E fa insomma un discorso un po' un po' curioso. E sostiene che a Venezia vi siano 2 fazioni, una che lui definisce di destra, affezionata dal punto di vista estetico-musicale alla melodia, e anche alla tonalità chiaramente, e un'altra di sinistra più aperta all'innovazione. Assegna a Malipiero la guida di quest'ultima, mentre ad Ermanno Wolf-Ferrari, appena rientrato a Venezia dalla Germania, quella della cosiddetta di destra. Ecco, ci informa che la sovrintendenza del teatro veneziano è il campo di battaglia sul quale si gioca quella che lui chiama la battaglia tra fazioni. Dice che fino all'anno precedente, quindi fino al 46, la sovrintendenza era affidata, lui scrive, a un saragattiano della musica, che poi in realtà sarebbe Mario Corti. Scrive ancora che le destre avevano cercato inutilmente di raggiungere la direzione del conservatorio, che come si sa era in mano a Malipiero fin dal 1939 e vi rimarrà fino al 52. E Piemonte scrive ancora, però, che le destre, circa un anno prima, erano riuscite a conquistare la sovrintendenza del teatro, posizionandosi al vertice un loro protetto, cioè Erardo Trentinaglia, che però, come ho detto prima, si dimette dopo solo un mese. Aggiunge inoltre che l'incarico affidato a Mario Labrocca da parte del comitato dell'ente del teatro, era voluto dalle sinistre e che quindi, qui cito, le manovre delle destre si fecero più pressanti e riuscirono a far nominare sovrintendente un uomo di loro fiducia, cioè Nino Catozzo, come ho detto prima. In realtà successivamente Piemonte spiega che durante il suo operato Catozzo cercò di accontentare sia le destre che le sinistre veneziane e che in realtà fu Malipiero a porre il veto all'inclusione di un proprio nome nei cartelloni dei programmi insomma della Fenice. Appunto ricordo tra l'altro che Malipiero, che è stato consigliere del comitato del Teatro La Fenice, era spesso in disaccordo con il programma dei cartelloni, tanto che ad esempio nel 45 si dimise proprio dal comitato dopo che venne inserito tra le opere in programma Sardegna di Ennio Porrino, insomma un personaggio militante tra le fila di quelle che Piemonte definisce le destre. E che più volte cercò di sostituire Piemonte alla direzione del conservatorio, tra l'altro non perdendo mai occasione per infamare lo stesso Malipiero. Ecco, in particolare nell'articolo Wolf-Ferrari contro Malipiero, lotta di fazioni musicali sulle lagune, Piemonte è ancora più esplicito e sostiene che il ritorno di Wolf-Ferrari a Venezia ha cambiato la fisionomia dei poteri lagunari. Scrive infatti che dopo il ritorno di Wolf-Ferrari, lui scrive questo, la monarchia malipieriana si è mutata in una diarchia di bini consules. Quindi informa i lettori che Wolf-Ferrari è diventato il segnale attorno al quale si sono raccolte tutte le forze antimalipieriane della città, specificando addirittura che quello che lui chiama il quartier generale di queste forze è in realtà il piccolo caffè della Fenice in campo San Fantin, mentre i malipieriani si raccolgono solitamente nell'opposta sponda del Benedetto Marcello e dell'Istituto Vivaldi. Conclude l'articolo spiegando che in questa interessante lotta di fazioni Mario Labrocca, il direttore artistico della Fenice, riesce sempre a destreggiarsi con abilità, pur essendo un noto malipieriano. Ecco, questo periodo storico, quindi per Venezia, come d'altronde per tutta l'Italia, è un momento di grande fervore culturale. Il gruppo di giovani che ruota attorno a Malipiero lo dimostra, la grande attenzione del compositore per la cultura e per le future generazioni è evidente. Le testimonianze finora trattate mostrano un Malipiero atipico che nel 44 apre la sua casa ad un allievo in fuga dai tedeschi, ma anche un Malipiero già noto, cioè un Malipiero polemico e permaloso che pretende dal suo allievo fedeltà assoluta. Il rapporto tra il compositore e Piemonte però è anche di grande stima reciproca. Per Malipiero è rassicurante sapere che può trovare in Piemonte il suo critico di riferimento. Ecco. Il clima delle istituzioni musicali veneziane che viene raccontato da Piemonte nei suoi articoli potrebbe risultare forse anche un po' più movimentato di quello che in realtà fosse realmente. Ecco.
Sembra quasi che il giornalista si diverta ad utilizzare termini come monarchia malipieriana oppure lotta tra fazioni per la conquista del potere. Cioè, essenzialmente a Venezia avveniva ciò che accadeva in gran parte d'Italia. Vi era una rilevante dicotomia tra coloro che erano maggiormente legati alla tradizione e coloro che invece erano attratti dalle avanguardie. Ciò che invece può davvero stupire è il costante attacco sotto il quale doveva operare la parte più aperta dell'innovazione, soprattutto se si considera che i protagonisti di queste vicende operano a Venezia, dove è nato il Festival internazionale di musica contemporanea e che doveva essere quindi un centro europeo di riferimento per l'innovazione musicale. Il fatto che, in qualche modo, per dirla un po' alla Piemonte, le destre non solo fossero così numerose a Venezia, ma arrivassero addirittura ai vertici delle istituzioni più importanti, evidenzia la presenza di un certo anche forse provincialismo, difficile da estirpare anche a Venezia, senza considerare, tra l'altro, e qui concludo, che coloro che furono accusati nel dopoguerra di affiliazione fascista e quindi anche successivamente epurati, non furono in realtà i protagonisti di quelle che Malipiero chiama le destre, anzi loro spesso erano i vertici delle istituzioni, ma quelli accusati spesso erano proprio coloro che guardavano più volentieri in qualche modo alle novità. E io ringrazio insomma di avermi ascoltato per la mia relazione e vi auguro nuovamente buon ascolto con il canto notturno di Malipiero del 1932, sempre eseguito dal duo Prismi, i due ragazzi del conservatorio.
Grazie Paola Possu per questo suo bellissimo ripercorrimento delle vicende malipieriane e di Guido Piemonte in quei decenni. E si è unito adesso il professor Antonio Rostagno, che saluto con, con grande entusiasmo, ha avuto dei problemi con la rete, succedono ahimè in queste situazioni, ma lo coinvolgerei subito in questi ultimi squarci di puntata che abbiamo. Grazie Antonio. Grazie, grazie, grazie a tutti voi naturalmente, a te in primis, ma a tutti, a Paola Cossu per aver pensato a me. E sono riuscito a sentirla, però sono riuscito a sentirla col telefono, non è proprio la situazione migliore. Dunque, il ritratto è interessantissimo naturalmente. Paola Cossu ha tirato la nostra attenzione su quegli anni ribollenti di contraddizioni e di entusiasmi che sono quelli successivi al 45, quando Venezia, oltretutto la situazione di Venezia tra il 43 e il 45 è stata particolarmente sfortunata, proprio per il motivo che ricordava prima, e cioè il fatto di essere, chiamiamola così, la capitale della cultura della Repubblica di Salò, e questo l'ha messa inevitabilmente in una situazione, se non altro, scomoda. Quindi immagino che anche il senso che dovesse avere Piemonte era il senso di rinascita fortissima, per cui secondo me questo eccesso di come dire, conflittualizzazione, nel senso che cercava a tutti i costi le fazioni, era un modo incisivo per spingere a rinnovare. E mi stupisce, se non altro, il fatto che vengano usate in una maniera così dicotomica e così aggressiva le definizioni di destra e sinistra, in un momento in cui certamente c'era forte questo sentimento, le sinistre stavano avendo una fiammata gigantesca, e tuttavia si cercava un momento di unione nazionale. Siamo nell'immediato dopoguerra in cui liberali e comunisti collaborano quasi per un certo periodo, addirittura Benedetto Croce si mette a collaborare. Quindi mi stupisce che proprio in questo momento invece a Venezia si senta il bisogno di creare una dicotomia così politicizzata, così connotata in questo modo. D'altronde invece non mi stupisce il fatto che proprio in Malipiero, stranamente, si veda un campione della sinistra. Questo è più enigmatico, semmai. Lo posso comprendere, ma anche da quello che abbiamo ascoltato, insomma, Malipiero in questo momento non è più il grande avanguardista degli anni '20, del torneo notturno di 7 canzoni, non è più un musicista all'avanguardia, è un musicista abbastanza conservatore, anzi anche in certi momenti, non in questo canto notturno che è veramente notevole, in certi momenti, questo non lo noto solo io, l'hanno detto moltissimi prima di me, a partire da Piero Santi, lo stesso Waterhouse, in questo momento, dopo Calderon, dopo La vita e sogno, Malipiero diventa un po' maniera di se stesso, una maniera originalissima, molto elegante, molto ben scritta, però un po' la maniera di se stesso. Questo è quello che dicono tutti, non è un'offesa che faccia Malipiero. Allora proporrei questa riflessione. È strano che proprio Malipiero venga indicato come il vessillifero, come il rappresentante, come il simbolo di una sinistra di rinascita. Probabilmente questa è una mia ipotesi, una mia ipotesi puramente infondata, di cui chiedo conferma. Piemonte, evidentemente, già da quell'articolo del 43 in cui scrive Torni Toscanini, è un uomo che si va veramente verso le sinistre, lui sì. Sapete tutti che Torni Toscanini era un po' il messaggio a Milano del rinnovamento, era proprio una Toscanini, ancora più di Benedetto Croce, in questo momento fa parte della Mazzini Society con Salvemini, è schieratissimo a sinistra, insomma, è vicino ai socialisti dichiaratamente. Allora, Piemonte, che inevitabilmente, dalle testimonianze bellissime che ha detto la Paola Cossu, inevitabilmente si schiera davvero nella sinistra politica di quel momento, perché va a indicare proprio in Malipiero? È una specie di omaggio che fa a lui, o realmente Malipiero rispecchiava, aveva intorno a sé realmente quello che poi sarà la sinistra italiana di quel momento?
Sì, se mi permette diciamo di intervenire, io avrei in qualche modo una mia idea, di cui, però insomma, sarei molto curiosa di sapere la sua opinione. Ecco, innanzitutto sì, sicuramente è un omaggio, è chiaro, perché poi lui, lo incensa tanto, ma perché nelle lettere si vede ogni volta, che vien fuori, un articolo, di Malipiero cioè di Piemonte scusi, su Malipiero, nelle lettere poi, Piemonte gli dice: però non hai detto quella cosa, però non sei stato abbastanza", Questo è il quindi carattere di Malipiero, sempre mugugnone. quindi esatto, quindi in qualche modo ecco, però diciamo, in generale, mi chiedo questo: può essere che in realtà Malipiero, diciamo venga, diciamo identificato come il capo delle sinistre da Piemonte, perché in realtà è proprio quel gruppo di giovani di cui io ho parlato all'inizio, che è nato all'inizio degli anni '30 in realtà attorno a Malipiero, che poi in realtà sarà la vera avanguardia. Quindi in realtà non sono più le composizioni di Malipiero che diciamo, lo identificano come il capo delle sinistre, ma quanto, appunto, qualcosa come l'ideale, tant'è che appunto Piemonte dice: "Le sinistre si riuniscono al Conservatorio Benedetto Marcello e all'Istituto Vivaldi", e che comunque pullulava di giovani. Ecco, quindi mi viene in mente questo, cioè quanto e questa è una cosa che mi sono sempre chiesta, quanto c'è di maestro in Malipiero, cioè alla fine, a un certo punto, quanto è stato fondamentale l'insegnamento di Malipiero, senza arrivare a un Maderna e così via, cioè, ma anche di altri giovani appunto, ma anche Nino Sanzogno che poi alla fin fine ha composto, ma ha soprattutto diretto, che ha diretto tantissime prime esecuzioni, di musiche appunto importanti e quanti di questi giovani poi appunto sono diventati rappresentanti del Festival internazionale di musica contemporanea. Quindi in realtà, secondo me, questa è la mia idea, Piemonte identifica, questo, quanto in realtà non tanto Malipiero in sé, ma in quanto Malipiero come La cerchia e soprattutto le persone più giovani che gli stavano intorno. non lo so, è una mia idea, però le chiedo un'opinione su questo, perché Volevo magari dire, non a è questo proposito, siccome c'è un altro personaggio in questi anni, il quale è stato attaccato tempo addietro, una decina di anni prima, proprio insieme a Malipiero, e che scompare proprio in questo periodo, cioè Casella, il quale nell'ultima fase della sua vita ha una specie di conversione religiosa cristiana, compone i canti per baritono, compone la Missa Solemnis Pro Pace, il quale invece, essendo Casella più schierato politicamente, più dentro gli organi di partito durante i decenni passati, in questo momento, negli ultimi anni, si eclissa dalla politica, va indietro, si tira indietro e va appunto quasi, e anche la malattia lo spinge a sì, diventare sì, certo. impegnato, più appassionato nei problemi spirituali che non lo avevano interessato prima. Allora le chiedo, ma Piemonte con Casella non dice proprio niente di lui? Possibile che non parlino di Casella insieme a Malipiero, che è un personaggio davvero molto ingombrante in questo momento? Assolutamente. In realtà poco. Diciamo che, ciò che c'è, nel fondo di Casella sono spesso recensioni di concerti, però Piemonte non si spinge mai, nelle lettere raramente parlano di questo, perché, quello che ho intuito io è che, Piemonte per Malipiero era proprio, come dire, il referente veneziano, cioè era un qualcosa anche un po' di localistico, nel senso che non è che potesse parlare con lui di qualsiasi cosa a livello musicale, lui aveva altre persone chiaramente con le quali parlare di questo. Lui era il suo riferimento per Venezia, per quegli anni e chiaramente a livello di insomma di in qualche modo della critica insomma, lui si occupava della critica musicale che avveniva molto sui periodici della città. Certamente. Un'altra cosa che mi ha interessato è il fatto che già dal 43, il 43 è un anno abbastanza complesso per Malipiero, perché ha finito un periodo di sperimentazione succeduto al fiasco, insomma, del Figlio cambiato, poi a tutto questo momento di macerazione interna, a cui addirittura arriva a dedicare a Mussolini un'opera, Giulio Antonio Cesare. Capaldi e Giulio Cesare. Quindi schierato da quella parte chiaramente, però proprio nel 1943 Malipiero anche lui ha un momento di ritiro, di riflessione e si rivolge a Calderone della Barca
in una maniera molto straniante, nel senso che se lo riscrive alla sua maniera, il testo stesso viene riscritto alla sua maniera. Ecco, nel 43, se ho capito bene, perché ero ancora al telefono, quindi qualcosa mi è scappato, ma in un articolo del 43 di Piamonte, Piamonte rileva in Malipiero i contrasti interni e le contraddizioni. Allora, questa è una lettura che in realtà viene da Guido Maggiorino Gatti, perché già Gatti aveva detto una cosa di questo genere. Vorrei sapere, mi interesserebbe sapere, questa idea di un Malipiero non pacificato, ma un Malipiero contraddittorio, che non risolve le sue contraddizioni interne. Guido Maggiorino Gatti, secondo me, con enorme sensibilità, se n'era già accorto dal torneo notturno, se n'era già accorto da metà degli anni 20. Ecco, come la prende Malipiero? Se ci sono notizie di questa, perché non è un complimento che viene fatto. Diciamo le cose chiare, secondo me le contraddizioni non irrisolte creano dei capolavori artistici. Per esempio Schumann è tutta una contraddizione irrisolta. Però non credo che Malipiero pensi di sé questo. E allora mi stupisce leggerlo in Guido Maggiorino Gatti e 15 anni dopo ritrovare la stessa cosa in Piamonte. Lei ha notizie, per entrare un po' nella psicologia di Malipiero di questi anni di crisi, perché anche lui è in crisi come tutti, in questi medi anni 40, ha notizie di come Malipiero recepisce questa lettura di se stesso come un musicista in contrasto e in contraddizione con se stesso. Sì, assolutamente, lo recepisce al 100%, però ne sembra quasi divertito secondo me. Non dimentichiamo che ha pubblicato nel 1946 pubblica la Pietra del bando, che ha un sottotitolo, no? Di me parlando mi metto al bando. Quindi Ma quante volte parla di sé in questo modo? È vero, ha ragione, è vero. Cioè, sembra quasi che non veda l'ora, insomma, in qualche modo. Ma fa parte, secondo me, delle centricità di Malipiero, questo volumetto, come anche Così va lo mondo, appunto, no? Ecco, che per lui va un po' al contrario, questo mondo. E lui lì, appunto, secondo me quasi si diverte a difendersi un po' da questi attacchi esterni, dove fa nomi e cognomi, perché tutti questi nomi che abbiamo ritrovato in quelle che Piamonte chiama le destre, si ritrovano nella Pietra del Bando e in Così va lo mondo. Porrino lo era proprio di destra. Sì, esatto, assolutamente, ma era proprio un nemico assoluto, ma era un nemico personale, poi non la faceva tanto su un discorso musicale, secondo me, appunto su un discorso personale. Quindi secondo me sì, Malipiero probabilmente ne era consapevole di questo, però a me sembra qualche volta che questa eccentricità, insomma, lo porti quasi a essere divertito e appunto a rispondere in questo modo, a rendere pubblico anche questo, a fare un po' la vittima, ecco, quello che appunto dicevamo anche prima. Ecco. Va bene, grazie, sono tante belle cose. E l'ultima cosa, poi vi lascio, ascoltiamo ancora un po' di musica. Fuori di Malipiero, al di fuori di Malipiero, ci sono dei begli articoli di Piamonte su altri musicisti? Ma interessanti, su altri musicisti importanti. Certo, ma diciamo che lui era molto legato all'ambiente veneziano, quindi perché c'è... Da Venezia, Esatto, gente, quindi... esatto, è passata tanta gente, però ad esempio lui era un fan, diciamo così, del festival fino al 10° festival più o meno, dopo inizia a criticarli aspramente. In realtà questa sinistra di Piamonte poi si spegne. Lui va via da Venezia, va a Bolzano, poi a Parma, e un po' si spegne questa, e rimane, e diventa conservatore, diciamo diventa maggiormente legato a una prima avanguardia novecentesca, e poi va quasi a criticare, ma anche lo stesso Dalla Piccola poi alla fine. Questo lo capisco, ecco. Lo immaginavo, sì. Ecco, quindi un po' questo, sì. Grazie. Chiederei a Roberto se abbiamo ancora tempo, se ascoltiamo musica, ditemi voi. Eccoci, no, intanto grazie Antonio per questo tuo intervento che ha posto dei quesiti, penso molto, molto interessanti. E, no, io chiederei a Paola se vuole chiudere in qualche maniera. Sì, io appunto, se siete d'accordo, proseguirei ad ascoltare ancora
Malipiero, ecco, così rimaniamo sempre, Certo. insomma. Ecco, allora prima di chiudere, io ringrazio molto Paola Cossu per essere intervenuta, parlando di questi momenti delicatissimi della vita musicale, non solo veneziana, ma italiana tout court, direi, compositori della generazione dell'80 e via dicendo. Grazie anche ad Antonio Rostagno e ovviamente al Conservatorio di Venezia che ci ha offerto 2 dei suoi allievi per rendere ancora più interessante questa puntata. Ricordo anche che a partire da domenica tutto si potrà vedere dai canali YouTube della Fondazione Levi con le esecuzioni anche integrali e che poi a breve riceverete la newsletter per gli appuntamenti di dicembre. Grazie a tutti e arrivederci. Grazie a tutti voi. Grazie.